Sardegna. Festeggiamo oggi Sarietes Sardegna, anche se con qualche giorno di ritardo rispetto ai canoni dettati dalla norma, dalle previsioni, dall'abitudine che poi è il 28 di aprile. Noi abbiamo spostato di una settimana per ragioni organizzative. Allora, Matteo Scano, di Fabio Sussurdo, grande fisarmonicista, grande musicista, un ragazzo emergente. Emanuele Calvi di Chinarza alla chitarra, ci faranno ascoltare adesso anche lui, oltre ad essere musicista, è un grande artista. Serve da isolante. Questa invece è la lana delle pecore, la conoscete la pecora? Sì, questa è la lana. Vengono tosate le pecore, si produce la lana e poi viene filata e viene lavorata e si formano anche i gomitoli, vedete? Poi si lavorano col ferro, la maglia. Qualcuno in casa, le mamme, le nonne, le fanno questi lavori? Le fanno le vostre nonne? Le fanno? Vedete anche le cogliette si possono realizzare. E poi invece, no, la tua no. Poi c'è il cotone, che si fanno anche le magliette. Questo è il cotone naturale, vedete? Toccatela anche al tatto. E invece questo è il cotone sintetico. Piano. Poi lo rimettono. Vedi? Questo è il cotone normale. Queste si producono le magliette che avete sotto. Sì, intime. esatto. Questo è Barzolo, Washington, Sanguinelli, mezzo Sanguinelli, e questi sarebbero lo stesso, una varietà di navel, si chiamano navelline, sempre della famiglia dell'Washington, però sono più precoci. Lo stesso da ottobre a marzo si possono, non hanno semi, non fanno bruciore di stomaco, a differenza dell'Washington. Vero? Fa più bruciore. Infatti sono prediletti dalle persone che hanno immigrati. Bene. Se vogliono fare delle domande. Volete fare qualche domanda, bambini? Laura, che domanda vuoi fare, visto che stai ascoltando molto? Insieme ad Alessandro. Come sono arrivati? Questi ragazzi sono di Miles, come sono arrivati? Lo vuoi sapere? In aereo, cosa dici? No, come sono arrivati? Non lo so, vicino a Miles c'è un paese che si chiama Bonarcano, l'avete mai sentito nominare? Non è lontano da qui. E lì c'era un convento di frati camaldolesi, stiamo parlando di quasi 1000 anni fa, nel 1100, quasi 1000 anni fa, e hanno scoperto che a Miles c'era un bel terreno molto fertile vicino al fiume. Prima c'erano delle vigne, invece loro furbi hanno pensato che l'agrume ci andava meglio e si sono impiantati degli agrumi e sono diventati dei boschi enormi. E i milesi campano da questa coltivazione degli agrumi e ne hanno un po' portato in tutte le parti della Vengono Sardegna. esportati dappertutto. Sì, ma qua da Basante Ghilarza ci venuto negli anni 60 a vendere piantine e agrumi. Sicuramente nei vari cortili ci troverete tante piante, portate da noi, qualche limone sicuramente. Grazie. Niente, Arrivederci, grazie. arrivederci.
zafferano di Ghilarza. Giochiamo in casa. Zafferano di Ghilarza. Bene. Ce l'abbiamo molto vicino. Sapete cos'è lo zafferano? Ascoltate, venite qui ad ascoltare. Sicuramente sì. L'avete mai mangiato? Nessuno. Io sì. Forse anche qualcun altro, secondo me, l'ha già mangiato. Che cos'è lo zafferano? È una pianta bellissima che produce dei fiori molto belli che vanno raccolti la mattina presto. Si va nel campo, si raccolgono tutti i fiori e poi si prendono queste parti rosse che vedete dentro il fiore. Perché si va la mattina presto? Perché il fiore deve rimanere chiuso. Una volta che il fiore si apre arrivano tutte le api e gli insetti che andranno a cercare il polline dal fiore, perché ha anche gli stami gialli. Quindi una volta che vanno anche le api danneggerà i stimi rossi. Quindi noi li raccogliamo la mattina presto per non danneggiarli. E quindi cosa facciamo? Prendiamo gli stimi rossi e li andiamo ad essiccare. Una volta essiccati perdono il 90% del loro peso. Quindi per ottenerne un tanto così che 1 grammo ci vogliono sui 200-250 fiori. Quindi la fatica, ecco perché ha un Perché prezzo, l'oro giallo, il nuovo oro. Le ore di lavoro sono proprio tante per ottenere questa spezia, che però è molto prelibata. E quindi l'avete capito perché cosa lo usano lo zafferano? Perché cosa? Per cosa serve lo zafferano? Per lavarsi. E perché cosa serve lo zafferano? Per mangiare, quindi per condire degli alimenti. Colora generalmente la pasta asciutta, il riso, quindi in cucina, viene utilizzato in cucina e poi è un sapore buonissimo. Bene, è un antiossidante naturale, vero? Molto... Fa molto bene anche alla salute. Un pezzettino. Vieni. Io lo so fare. La bambolina, prendi la Tu li sai fare come una femmina che Matteo che cosa vuole? Papuccello? Uova, me lo presti quello un attimo? Aspetta, dai facciamo le uova. Così lo puoi anche le ali. Facciamo anche le ali. Sto facendo il nido adesso. Adesso mettiamo qua, Io sto facendo le uova. Benissimo. Adesso questo lo buchiamo. Dell'uccellino. Eccolo qua. Questo è bello il tuo? Sì, giochiamo. Adesso lo attacchiamo qua. Dai! Cioè, bellissimo, guarda. Questa è una bottiglia. Quanta bottiglia? E poi invece questo sì, no, io non lascio in mano. Non ti hai visto che bravo? Invece questo è una bottiglia. La faccio dall'alto, non guardate.
pedofilo. Beh, venite. Tanto sono abituati. Sì, allora non c'è problema. Piccolino, che simpatico. Andiamo? Tutto avete preso? Matteo pure, dai, Matteo però. L'hai presa la hanno già finito? Adesso arriveranno gli altri. Vabbè, perché c'è caldo. No, tipo arriveranno gli altri bambini poi per... E poi ritiriamo. Cosa hai fatto, Fede? L'ho capito. Allora, chi la Prendila così che si è fatta da buona. ma ne abbiamo non so, dice la maestra. Anche a te adesso te lo diamo, vai. Aspettate un attimo che mettiamo lì. Pronti? 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 Mettiti in basso, Iaia, mettiti in ginocchio. Guardate il signore là che ti fa la foto. Così, dai. Aspetta. Tutti.